Dall'anno prossimo i comuni potranno tornare a respirare, lo promette il sottosegretario veneziano all'economia Pierpaolo Baretta durante un incontro con gli amministratori locali. Non solo la nuova finanziaria non prevede alcun taglio ai comuni, spiega, ma assicura uno stanziamento di 2 miliardi per interventi a favore dei municipi. 1 miliardo per allentare il patto di stabilità, una richiesta molto sentita dai sindaci, e 1 miliardo perché la nuova tassa sui servizi che sostituisce l'IMU sulla prima casa e la tassa sui rifiuti non penalizzi i cittadini ma sia inferiore alla somma delle due precedenti. Quando si parla di nuove tasse, sostiene Baretta, tutti comprensibilmente si preoccupano, ma l'allarmismo ingiustificato va respinto, i cittadini e le amministrazioni pagheranno di meno. Attualmente i comuni hanno problemi a calcolare entrate e uscite per l'anno corrente, nota sull'altro versante la sindaca di Quarto d'Altino Silvia Conte, una situazione dovuta ai continui cambi legislativi. Per il futuro, quando vedremo, crederemo. Non posso dire se è vero che ci saranno meno tasse. Io ricordo soltanto che la Tares incombe sulle nostre attività produttive, sulle nostre famiglie, e non è un'imposta da poco. Quei 30 centesimi per metro quadro rischiano di essere un fardello troppo pesante per le nostre imprese e per le famiglie. Così non ci siamo, le fa eco la collega di Milano, Maria Rosa Pavanello. I comuni possono fare variazioni importanti al proprio bilancio entro il 30 novembre. Si debbono sapere le entrate al più presto. Se il governo vuole davvero aiutarci, la priorità rimane allentare il patto. Hanno previsto 1 miliardo, è difficile però conteggiare per ogni singolo comune cosa vuol dire, quindi se ci fosse anche una maggior chiarezza ci aiuterebbe molto. Questa comunque è la cosa più urgente.